We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta con Chiacchiere Caffè, una puntata particolare perché parleremo di economia, parleremo di lavoro, iniziamo subito parlando di vacanze. Vacanze rovinate, che cosa succede se c'è stato qualche inghippo, qualche problema e dobbiamo chiedere risarcimenti o comunque abbiamo bisogno di aiuto. Lo faremo assieme a una presenza importante, una nostra amica che è tornata qui negli studi con noi, è l'avvocato Gioia Barbato dell'Adico, grazie di essere qui con noi. Grazie a te, buongiorno a tutti. Anzi, anticipo che le telefonate sono aperte anche in diretta, abbiamo una ventina di minuti, quindi se avete qualche domanda da fare al nostro avvocato siamo qui a disposizione, lo vedete in sovraimpressione il nostro numero per la diretta, per telefonare in diretta. Allora vi ho detto, parliamo di vacanze rovinate. L'Adico, diciamo, si spende proprio per aiutare i consumatori nel caso di vacanze rovinate, di alberghi che non sono stati come quelli che abbiamo pensato, che abbiamo prenotato, oppure ci sono stati dei problemi con i voli aerei o quant'altro. Facciamo un piccolo quadro della situazione. So che voi avete anche redatto una specie di vademecum, però questo più che altro per il pre. Esatto, poi noi Oggi parliamo del post. Esatto, poi noi comunque in associazione abbiamo poi riservato tutto uno spazio a quello che può essere la vacanza rovinata, quindi tutti i disagi che un consumatore è stato costretto a subire, anche perché per vacanza rovinata è bene premettere che si tratta di un significato molto ampio, molto vasto e che comprende sia da tutti quei disagi, quei disservizi che uno può trovare, riscontrare nella struttura alberghiera o comunque in loco, cioè una volta raggiunto il luogo di destinazione, sia per tutti quegli inconvenienti che possono capitare al momento della partenza, quindi come è capitato di recente con i disservizi da parte della WindJet, che è quella compagnia aerea siciliana che di punto in bianco ha annullato senza preavviso tutti i voli, recando ovviamente un grosso pregiudizio a tutte le persone in partenza. Ecco, tra l'altro si parla di percentuali importanti, se non sbaglio, secondo alcuni dati vostri, proprio il 30% mi sembra dei veneziani quest'estate ha subito, per così dire, un disservizio rispetto alle vacanze. Certo, sì, mi viene da dire il 30%, ma anche di più, vedendo soprattutto Forse gli ultimi sono quelli dati. segnalati e sì, basta. quelli segnalati, guarda di recente, soprattutto adesso che abbiamo appunto riservato questo spazio alla vacanza rovinata, ci sono pervenute veramente molte segnalazioni, tutte di diverso tipo, che spaziano dai disservizi, come ti dicevo prima, nella struttura alberghiera, ai ritardi dei voli aerei, annullamenti, ma anche addirittura la perdita del bagaglio. Quindi tutti comunque situazioni che possono in qualche modo rovinare la vacanza e creare un disagio considerevole, ecco. E io ti faccio un po' una domanda, faccio l'avvocato del diavolo, Sì. ma i consumatori hanno diritti in questo caso? Cioè è possibile un risarcimento? Si può... Certo, questa lesione viene ovviamente risarcita e anzi quando parliamo di risarcimento del danno è opportuno effettuare una distinzione fra quello che è il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. Il danno patrimoniale sostanzialmente, parlando in termini semplici, è il danno economico, quindi la possibilità di chiedere a chi ha leso un nostro diritto sia il rimborso del biglietto aereo, del prezzo pagato per il pacchetto turistico nel caso di tutte quelle formule all inclusive, quindi sia quanto anticipato in termini economici, quindi il prezzo, sia tutte le spese sostenute che ovviamente dovranno essere documentate per sopperire al disagio. Per quanto invece riguarda il danno non patrimoniale, è ovviamente un danno difficile da concretizzare, cioè almeno in termini matematici. È una sorta di danno morale? È un danno morale, quindi quella lesione del diritto da parte del turista viaggiatore a non aver potuto godere della vacanza sostanzialmente, del servizio richiesto. C'è una distinzione dalla vacanza in Italia alla vacanza all'estero da questo punto di vista proprio per quanto riguarda i diritti ed eventualmente il risarcimento poi? E guarda, una piccola distinzione possiamo individuarla per quanto riguarda il risarcimento del volo aereo.
perché per tutto il resto il risarcimento del danno non cambia assolutamente nulla. Faccio solo questo piccolo appunto perché per quanto riguarda il risarcimento nel caso di annullamento del volo aereo, nel caso di ritardo, proprio la Comunità Europea è intervenuta con un regolamento comunitario per scaglionare una compensazione monetaria in base alla tratta. Infatti, vado un po' a memoria, c'è il primo scaglione che è quello dei 250 euro per tutte le tratte fino ai 1500 km, un secondo scaglione di 400 euro dai 1500 ai 3500, 500 km ovviamente, sopra i 3500 km il risarcimento si fa più ampio che è di 600 euro e parliamo di un compenso fisso, perché se poi un turista viaggiatore ritiene di aver subito un danno superiore rispetto a questa compensazione predeterminata dalla Comunità Europea, può ovviamente intervenire ed agire per la differenza. Perfetto, questo appunto per fare anche un piccolo Sì, un quadro piccolo della quadro, situazione. esatto. Allora, facciamo dei casi concreti, così magari vediamo se anche alcuni telespettatori hanno voglia di raccontarci la loro disavventura e hanno bisogno di chiederti informazioni. Quali sono le segnalazioni più recenti che ti sono arrivate, così possiamo fare una sorta di casistica? Guarda, adesso mi viene in mente un caso eclatante dove c'è stato un risarcimento, sì, una lesione del danno consistente perché era un viaggio prenotato tramite un'agenzia di viaggio e con la stipula di un contratto, vacanza tutto compreso, quindi il classico pacchetto all inclusive, esatto, in Grecia, dove questa famiglia, questa coppia era in viaggio di nozze e quindi già c'è stato un problema con il volo che è stato posticipato di una cosa come 8 ore. Poi una volta arrivati in loco la camera non era a vista mare come quella che avevano prenotato, ma questo è stato il minimo. Poi c'era tutta una serie di disservizi, ovvero mancava l'aria condizionata, il cibo era scadente, c'era molta sporcizia nei luoghi aperti al pubblico, quindi parlo di piscina, strutture sportive come campi da tennis, la spiaggia, i lettini erano a pagamento quando invece queste persone non erano state preventivamente avvertiti dall'agenzia e soprattutto anche il servizio proprio di pernottamento era scadente, nel senso che insomma era tutto difettato. E loro erano in viaggio Esatto, di e nozze, loro quindi erano in è venuto un viaggio di danno morale da nozze. questo punto di vista. Esatto, quindi in questo caso specifico noi abbiamo potuto chiedere un danno superiore perché, come è noto, il matrimonio è un momento indimenticabile ed è un momento irripetibile, come anche il viaggio di nozze. Pertanto siamo insomma in trattativa per ottenere un risarcimento del danno superiore rispetto a quello subito da altre persone che si sono sempre rivolte all'Adico e che pernottavano nella stessa struttura alberghiera. Ma Quindi, si può arrivare a farsi ridare l'intero importo della vacanza o comunque ci sono delle percentuali? beh, dipende, perché come ti dicevo prima bisogna sempre distinguere tra il danno patrimoniale, che è la parte economica, quindi quanto noi abbiamo effettivamente speso e possiamo quantificare in termini monetari, e il risarcimento del danno non patrimoniale, che è quello morale. In questo caso di specie noi abbiamo chiesto non il rimborso integrale del prezzo Sì, pagato, certo. perché ovviamente comunque queste persone Ci sono avevano state usufruito di un poi? servizio, però abbiamo chiesto una riduzione considerevole del 60% e abbiamo un po' diciamo calcato la mano, insomma siamo intervenuti principalmente per la parte del danno non patrimoniale, quindi abbiamo fatto leva sul fatto che era un momento irripetibile e che insomma che il danno morale era un danno consistente. Per quanto riguarda la tempistica, perché poi si dice vabbè si può chiedere il risarcimento, ma in quanto tempo poi eventualmente mi arriverà il risarcimento? Ci sono tempi lunghissimi o ci si può aspettare il risarcimento abbastanza in tempi brevi? Qua dipende dai casi, dipende se la questione viene risolta in via stragiudiziale, quindi bonariamente, oppure se c'è la necessità di andare in giudizio. Diciamo, il punto di partenza è questo, entro 10 giorni da ritorno a casa, quindi una volta tornati dal viaggio, sempre se sei riusciti a partire, è C'è anche questa necessario. possibilità? Esatto, è necessario inviare una diffida sia al tour operator, che è diciamo, l'organizzatore del viaggio, sia all'intermediario che è l'agenzia di viaggio che ha organizzato il viaggio stesso. Gioia, ti interrompo Sì, solo scusami. perché c'è una telefonata, non avevo vista, me l'ha detto la regia, ringrazio i ragazzi. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Augusto da Marcono. Buongiorno signor Augusto, mi dica pure. Niente, io volevo sollevare questo problema che anch'io ho avuto dei disguidi quando sono andato in viaggio in Africa, sono andato a Malindi in Kenya e praticamente ho avuto dei grossi problemi quando ci hanno fatto trasferire dall'aeroporto al villaggio con
viaggio tremendo. E poi ho trovata molta sporcizia all'interno del villaggio, quindi totalmente diverso da quello che mi avevano prospettato in agenzia. Volevo sapere come potevo adesso, in questo momento, fare una richiesta danni, perché non era praticamente uguale a quello che loro mi avevano prospettato. È successo tanto tempo fa, lo chiedo solamente per... No, sono 15 giorni. Ah, perfetto, quindi proprio recente. Intanto la ringraziamo e le faccio rispondere dall'avvocato. Sì, intanto buongiorno. Questo è un caso tipico, soprattutto quando si va al di fuori del territorio nazionale, in posti che comunque sono ancora fuori dalla comunità europea. Infatti ci sono sicuramente degli standard igienici e comunque delle condizioni che sono diversi rispetto ai nostri, per quanto comunque si cerchi di intervenire, ma gli standard sono precari rispetto ai nostri, ecco. E in questo caso di specie il signor Augusto avrà la possibilità di inviare una diffida sia al, come dicevo prima, al tour operator, quindi all'organizzatore del viaggio, sia all'intermediario, ovvero l'agenzia di viaggio venditrice. In questa lettera di diffida il signor Augusto dovrà fare una richiesta danno, quindi dovrà quantificare il danno patrimoniale, quindi fare una proposta a questi destinatari di riduzione del prezzo pagato e cercare di quantificare in via equitativa il danno morale subito. Io, visto che il signor Augusto Di Marcon, lo inviterei anche a contattare la sede dell'Adico, in maniera perché noi stiamo proprio predisponendo appunto tutta una serie di diffide, abbiamo attivato un programma apposta per tutte queste casistiche, quindi se ha bisogno d'aiuto invito il signor Augusto a contattare l'Adico. Ecco. Sì, noi sappiamo che c'è anche un sito che è associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate anche tutti i numeri di telefono, le mail per contattare l'Adico. Eccolo qua, associazionedifesaconsumatori.it, esatto, dove potete trovare tutte le informazioni. Quindi quello di Augusto è effettivamente un caso, sì, è un caso standard. Sì, sì, è tipico, quindi diciamo si agisce in questi termini. Prima si fa un tentativo di risoluzione stragiudiziale della vicenda, quindi inviando la lettera di diffida all'organizzatore e all'intermediario, e si cerca insomma di risolvere la questione in via stragiudiziale, magari tramite una trattativa, quindi poi bisogna che ci sia un po' di elasticità da entrambe le parti per venirsi incontro. Nel caso in cui non ci sia nessun punto di incontro, l'unica alternativa è quella poi di agire in giudizio. Quindi agire in giudizio con una richiesta danno. Sì, generalmente i tempi si allungano, ma direi che ho visto che soprattutto quando si tratta di contratti tutto compreso, che quindi hanno un prezzo, non dico modico, ma hanno anche un prezzo che va generalmente sui 800-900 euro a persona, quindi già quando abbiamo una coppia che si reca in associazione è anche facile che poi si riesca ad andare dal giudice di pace, perché ricordiamo che si può andare dal giudice di pace entro le rivendicazioni entro i 5.000 euro, quando il valore della causa è inferiore ai 5.000 euro. Quindi volevo anche rassicurare tutti i consumatori, perché se noi riusciamo ad agire davanti al giudice di pace abbiamo dei tempi più brevi, ridotti. Sì, una procedura più snella sicuramente. Ecco, facciamo un altro caso finché eventualmente arrivano altre telefonate, il caso della perdita dei bagagli. Anche questo, diciamo, se parliamo di percentuali, io non so che percentuale ci sia, però immagino molto alta, perché ne sento in continuazione. Esatto, anche in questo caso si può sempre intervenire con una richiesta danno, anzi la prima cosa da fare è quella di, una volta che ci si è accorti che il bagaglio è stato o smarrito o è stato danneggiato, la prima cosa da fare è quella di fare reclamo. Questo reclamo è sempre meglio effettuarlo direttamente in aeroporto, nel momento in cui, quindi all'autorità competente all'interno dell'aeroporto. Nel caso in cui non si riesca ad ottenere una risposta soddisfacente in tempi brevi e in loco, la prima cosa da fare è quella di inviare una lettera di diffida dove sostanzialmente si chiede il risarcimento del danno per quello che è il valore della merce, perché solitamente poi i bagagli vengono anche assicurati generalmente, quindi c'è poi una tariffa prefissata che viene data in base a, dipende poi anche dalla compagnia aerea o comunque dal mezzo di trasporto, solitamente si dà un indennizzo per ogni chilo di peso della valigia. Ecco, questo diciamo è la prima richiesta che poi è opportuno fare. Poi quello che consiglio sempre è quello di mantenere, di conservare tutta la documentazione che attesta le spese sostenute per sopperire al disagio, quindi in maniera tale da poi chiedere anche rimborso delle spese effettuate. Cioè, ecco, tu hai detto una cosa importante, tutta la documentazione, anche quando andiamo a firmare in agenzia o prenotiamo online, è sempre utile ovviamente leggere tutto, anche le postille. Anche le condizioni generali, l'approvazione delle clausole
clausole vessatorie, bisogna sempre, purtroppo so che è un lavoro un po' impegnativo all'inizio e a volte un po' noioso, però è opportuno farlo e mi raccomando conservate sempre tutto, non solo quello che la documentazione offerta dall'agenzia, ma anche tutte le pezze giustificative delle spese. Anche gli scontrini, Anche per gli capirsi. scontrini. Mi raccomando una cosa, e poi nel caso in cui una persona subisca un disagio all'interno di un luogo come può essere l'aeroporto, come parlavamo prima ad esempio il caso di WinJet, che quindi Certo. c'è stato questa cancellazione dei voli improvvisa, oltre a mantenere, a conservare tutta la documentazione sulle spese anticipate, è anche opportuno sapere che noi abbiamo diritto ad un'assistenza quando ci troviamo lì in questa condizione di disagio, quindi la possibilità di usufruire, per carità adesso non si usa neanche più perché tutti abbiamo i cellulari, di usufruire di 2 telefonate a testa, di usufruire del servizio di trasmissione fax, abbiamo diritto ad ottenere un buono pasto, quindi, e un buono nel caso in cui sia necessario pernottare in una struttura alberghiera lì vicino. Quindi ricordiamoci che abbiamo tutta una serie di diritti che possiamo far valere. Ecco, tu hai citato il caso WinJet, avete avuto Sì. anche dei casi appunto per cancellazione di voli o comunque ritardi dei voli e adesso chi aveva prenotato con WinJet cosa deve fare? Certo, abbiamo moltissimi casi per WinJet, infatti abbiamo già predisposto tutta una serie di diffide dove appunto chiedevamo il rimborso integrale del costo del biglietto aereo e poi il rimborso di quanto corrisposto per far fronte al disagio. Infatti, come abbiamo letto anche dai quotidiani di recente, la compagnia aerea che si è poi occupata di far sopperire al disagio a questi viaggiatori è stata l'Italia. Infatti c'erano delle trattative pendenti tra WinJet e Alitalia, perché Alitalia aveva proposto di acquistare questa compagnia aerea, quindi di acquistare tutto quel traffico di voli a basso costo nel territorio nazionale. In realtà questo accordo, poi una notizia di poche ore fa, è poi sfumato. È sfumato. Quindi, soprattutto in questo caso qui, mi raccomando di tenere tutta la documentazione, non solo quella relativa a WinJet, ma anche tutti quei prezzi, Sovrapprezzi in un certo sovrapprezzi senso. poi corrisposti per partire con altre compagnie aeree. Perché si può chiedere il rimborso Esatto. dell'aumento appunto rispetto Certo, si può al chiedere. prezzo che era stato pattuito all'inizio. Esatto, sì, solo per fare un esempio si può chiedere sia il prezzo del biglietto aereo di WinJet che non è stato usufruito, sia il prezzo corrisposto dall'Italia per effettuare quella tratta come appunto mezzo di trasporto alternativo, sia tutte quelle spese vive sostenute in aeroporto per sopperire al disagio, sia poi quella compensazione forfettaria di cui ti avevo anticipato prima, che viene appunto prefissata dal regolamento comunitario, che nel caso di specie era di 250 euro, perché ci troviamo dinanzi ad una tratta di viaggio molto corta, cioè entro i 1500 km. Certo. Quindi questo è quello che noi per il momento abbiamo chiesto ai nostri consumatori. Per il momento, devo essere sincera, le forme di risarcimento danno sono ancora abbastanza bloccate, nel senso che è notizia fresca di ieri mattina, per il momento solo una persona in tutto il territorio nazionale è stata risarcita, penso proprio come forma di risarcimento simbolica, però noi non demordiamo, anche perché comunque di recente è stato prospettato un accordo con la regione Sicilia che avrebbe proposto di acquistare delle quote societarie della compagnia aerea in maniera tale da farle ripartire, in maniera tale da poter offrire dei servizi nuovamente ai consumatori. Quindi non fermiamoci con le richieste di risarcimento, perché ricordo ai consumatori che ci sono dei tempi, dei termini da rispettare. Diciamo è tutto in divenire anche questo. Io vedo che il tempo sta quasi per finire, allora volevo chiederti se c'è qualche consiglio, qualche indicazione proprio per prevenire la mala vacanza, se così vogliamo chiamarla, da dare ai nostri telespettatori. Certo, allora prima di tutto nel caso in cui bisogna che qui distinguere nel caso in cui una persona prenoti in internet o che una persona prenoti in agenzia. Vabbè, facciamo il caso dove il consumatore è lasciato più allo sbando, quindi quando prenota in internet. Quindi il mio consiglio è quello di accedere e di fare riferimento solo a quei siti internet certificati, di leggere tutti i feedback sia di tutti gli altri viaggiatori che hanno già effettuato lo stesso tipo di vacanza, quella di conservare tutte le condizioni che vengono proposte dal sito internet, quindi anche le condizioni generali, non basta solo leggerle e sottoscriverle, è meglio stamparle, conservare
Anche nel caso ci sia un pagamento tramite carta di credito, conservare appunto la pezza giustificativa del pagamento e niente, io quello che consiglio è sempre di pagare con carta di credito dove è possibile, perché capita molto spesso che ormai tutte le carte di credito siano assicurate, quindi per esempio nel Anche le caso... prepagate? Beh, no, più le carte di credito, quelle non Serie, prepagate, diciamo. sì, quelle che sono direttamente collegate al conto corrente, quindi non prepagate. Quindi, sempre che non si tratti di ragazzi molto giovani dove sono più indicate le carte prepagate, io consiglio di utilizzare la carta di credito standard, tra virgolette. Quindi queste alcune piccole informazioni, piccoli consigli per prevenire appunto questi disagi, questi inconvenienti in un momento che dovrebbe essere il migliore, perlomeno il momento del rilassamento, anche nel caso che abbiamo citato prima, il viaggio di nozze. Allora Gionia, noi ti ringraziamo, speriamo di averti presto qui con noi per continuare Grazie. a parlare di consumatori, di disguidi e di come fare appunto ad ottenere eventualmente i risarcimenti. Allora noi ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità, ci ritroviamo subito dopo per parlare ancora di economia, della spending review se ne parla tanto, ma la guardiamo dal punto di vista della cooperazione sociale, proprio qui in Veneto. Ritorniamo in studio per parlarvi di spending review e di tagli al sociale. Questo è l'argomento che tratteremo tra pochissimo e proprio per rappresentare tutto questo nel mio tavolo ci sono 2 tazzine invece di 3, proprio perché con i tagli qualcuno deve bere un caffè in meno, diciamo così, ecco, ridiamoci sopra. Ne parleremo con 2 ospiti che vi presento, che sono Fabrizio Panozzo, vicepresidente di Fede Solidarietà Veneto, e Loris Cervato, responsabile del settore sociale di Lega Coop Veneto. Prima però di addentrarci in questa giungla, se così si può dire, volevo fare una telefonata e mettermi in contatto con l'avvocato Marco Eugenio Brusutti dell'AIL di Padova, perché è stata lanciata un'iniziativa molto particolare a favore proprio delle persone che ne hanno bisogno. L'iniziativa è l'assistenza domiciliare per i pazienti ematologici di Padova e è partita assieme a questa iniziativa anche una raccolta fondi grazie ad Unicredit. C'è anche un sito che magari adesso chiedo alla regia di mandare in sovraimpressione, è www.ilmiodono.it/org/AIL Padova, perché si possono fare delle donazioni per permettere proprio questo aiuto ai pazienti ematologici che anziché andare in ospedale possono ricevere assistenza a casa. Vediamo se appunto abbiamo la telefonata in linea con Marco Eugenio Brusutti, che non è in linea. Non so se vogliamo appunto raccontare questa iniziativa, che è appunto quella dell'assistenza domiciliare ai pazienti ematologici. È un intero mese, se non sbaglio, o 15 giorni, dal 24 settembre fino al 7 di ottobre. Unicredit mette a disposizione le sue agenzie proprio per questa raccolta fondi. L'obiettivo della raccolta è quella di raccogliere 15.000 euro che serviranno per acquistare un autoveicolo da adibire proprio a questo servizio di assistenza domiciliare, e appunto ad organizzare questa iniziativa è l'AIL di Padova. Il servizio è un servizio gratuito che sarà effettuato da personale specializzato munito di automezzo e materiale sanitario. Si va proprio dai pazienti ematologici per evitare che vadano in ospedale. Riproviamo a vedere se c'è la telefonata. Non c'è ancora, allora io, finché appunto la regia ci aiuta e chiama l'avvocato Marco Eugenio Brusutti, chiedo subito ai nostri ospiti di fare un piccolo quadro della situazione. Sentiamo parlare ormai nel gergo, nel lessico comune, spending review, i tagli cosiddetti, visto che siamo in questa situazione di crisi, tagli che ovviamente toccano anche il sociale. Come? Dunque, toccano il sociale in realtà in maniera impropria, perché il decreto legge che è stato emanato, messo in piedi dal governo ancora in agosto e successivamente è stato convertito con delle modificazioni dal Parlamento, in realtà parla di spesa sanitaria, non parla di spesa sociale. Oggi qualcuno vuole fare un po' il furbo e vuol metterci in mezzo anche il sociale, davvero, perché in Veneto abbiamo una grande tradizione nell'integrazione sociosanitaria e pertanto in questa fase di grandi risparmi si vorrebbe far rientrare anche il sociale. Ma il decreto parla esclusivamente di sanitario.
In questo il decreto è molto chiaro, perché quando è stato fatto appunto questo comma dell'articolo e che ci interessa direttamente, è andato a dire in sostanza che le USL devono risparmiare il 5% sul volume complessivo degli affari che svolgono con i committenti. Tra i committenti c'è anche la cooperazione sociale, anche se questo termine ci sta un po' stretto, perché noi valorizziamo gli interventi che facciamo sul territorio e preferiamo essere chiamati dei soggetti del terzo settore che operano in maniera sussidiaria con gli enti pubblici e non dei committenti o dei fornitori di manodopera. Ma tant'è. Abbiamo visto questa richiesta del taglio lineare del 5% e, a seguito di alcune valutazioni che abbiamo fatto, paventiamo il rischio che solo nella nostra regione, solo in Veneto, se noi facciamo una riduzione lineare del 5%, abbiamo circa 1500 prossimi licenziamenti, persone, operatori di teleassistenza che rischiano di restare a casa. La interrompo perché su questi 1500 posti di lavoro, a proposito di sociale e sanitario, abbiamo la famosa telefonata in linea con l'avvocato Marco Eugenio Brusutti. Eccoci qui. Buongiorno a tutti i telespettatori e agli ospiti. Buongiorno, allora stiamo parlando di sociale e sanitario, di tagli, però prima dei tagli parliamo di questa iniziativa che invece cerca di accaparrare dei fondi proprio per acquistare poi un pulmino per l'assistenza domiciliare ai pazienti ematologici, se non sbaglio. È proprio così. Cioè questa iniziativa nasce dalla volontà dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie di Padova, di dare un sostegno all'assistenza domiciliare per i pazienti ematologici. E questo è un progetto pilota, non è ancora in tutti gli ospedali stato realizzato, quindi come sempre Padova si distingue per iniziare in unione tra direzione sanitaria e associazioni un nuovo progetto pionieristico, la volontà di mandare un medico con degli infermieri e dei volontari attraverso questo pulmino ad assistere i malati ematologici, che sono un po' più delicati dei malati tumorali classici, ecco, per intenderci. E poi questo progetto, questa iniziativa sarà allargata anche alla oncoematologia pediatrica, che tutti noi conosciamo e amiamo e che a Padova è vista come proprio una eccellenza, un soroptimist nel campo della ricerca e dell'assistenza del malato. Ecco, cosa serve quindi? Voi chiedete di fare una donazione per l'acquisto di questo pulmino? Esatto, è molto semplice, già dalla settimana scorsa, ma tutta questa settimana, compreso sabato mattina, tutte le attività amministrative bancarie fatte all'Unicredit permetteranno di guadagnare €1 per ogni operazione di bonifico, di prelievo e quant'altro, e in più sarà possibile per ognuno fare una donazione e in tutto il ricavato di questa €1 prelevato dalle commissioni della banca e dalle donazioni semplici fatte dall'utenza andranno a raccogliere quanto ci rimane per l'acquisto di questo mezzo strumentato, che sono esattamente €15.000, quindi mancano €15.000 per l'acquisto del mezzo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, facciamo appello a tutti gli amici dell'ematologia per adulti e dell'ematologia per bambini, dell'oncoematologia pediatrica, che conoscono e amano l'AIL, perché contribuiscano anche in questa occasione. E se mi permette la gentile presentatrice, io vorrei con entusiasmo sottolineare 2 altre iniziative e concludo. Sì. Il giorno 20 ottobre, sabato 20 ottobre, nella chiesa del Santo di Padova alle ore 18, il cardinale Renato Raffaele Martino celebrerà una messa. Questa messa è una messa di speranza, di preghiera e di ricerca, di aiuto e non solo per le famiglie dei malati di leucemia, per gli ammalati stessi e anche per chi purtroppo non c'è più con noi. E la seconda iniziativa invece che mi diceva? La seconda iniziativa è una cosa molto bella, è stata voluta dal gruppo giovani dell'AIL, 150 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 35 anni di età, quindi anche moltissimi universitari, hanno voluto una serata di musica e luce,
dedicata al volontariato e all'assistenza, che sa essere molto importante per l'AIL. E quindi attendiamo tutta Padova veramente con grande entusiasmo sabato 20 alle ore 21, Prato della Valle, nella Basilica di Santa Giustina. Un concerto bellissimo, avremo ospite d'onore Monsignor Fresina, compositore pontificio, e ci sarà anche la bella interpretazione di Iva Zanicchi, che canterà delle Ave Marie inedite. Perfetto, noi la ringraziamo, le facciamo un grosso in bocca al lupo. Quello è il sito che vedete in sovraimpressione per fare anche le vostre donazioni. Grazie, in bocca al lupo, e ci risentiamo presto. Grazie a Telechiara per il vostro contributo e per quanto fate. Molto importante, la guardo sempre molto volentieri. Grazie mille, molto gentile. Di nuovo, Arrivederci. arrivederci. Allora, dopo questa bella iniziativa, sempre che riguarda i sociali e sanitari, abbiamo sentito che stanno a braccette in questo caso. Parliamo di questi 1500 posti di lavoro a rischio. Sì, dicevo che sono 1500 posti di lavoro a rischio. Tra questi 1500 purtroppo ci sono anche, abbiamo conteggiato, all'incirca 600 persone svantaggiate. Chi sono? Sono delle persone che hanno difficoltà di accedere al mercato del lavoro ordinario. Pensiamo ad esempio a soggetti con problemi di salute mentale, disabili fisici, disabili psichici, oppure anche agli stessi tossicodipendenti o ai detenuti che per ricominciare una nuova vita si affidano spesso alle cooperative sociali. In questi casi purtroppo abbiamo visto che, secondo delle proiezioni che abbiamo fatto, se dobbiamo fare un taglio lineare del 5, ma in taluni casi ci viene richiesto anche del 20%, abbiamo il rischio di lasciare a casa circa 600 persone. Vorrei ricordare che queste persone svantaggiate oggi sono inserite al lavoro solo dalle cooperative sociali, perché né l'ente pubblico né le altre aziende for profit hanno un obbligo di legge nei confronti di queste categorie di persone. E questo comporta, tra l'altro, immagino anche una riduzione dello stipendio di chi mantiene il lavoro. Esattamente, c'è un grosso problema di riduzione anche dello stipendio di chi si mantiene al lavoro. Lei ad inizio della trasmissione aveva detto: siamo in epoca di tagli, qui ci sono 2 tazzine e noi siamo in 3. Nella cooperazione è difficile che qualcuno resti senza caffè. Tutti quanti ci abbassiamo il livello di caffè per darne tutti e 3 l'opportunità di berne un goccio. Ah, quindi eventualmente ci sarebbe una terza tazzina, ma con proprio un goccio di caffè, diciamo così, proprio per farla metaforicamente. Cosa chiedete quindi? Ma noi abbiamo chiesto alla Regione una DGR che parli chiaro alle stazioni appaltanti, cioè alle ULSS, perché abbiamo trovato in questo periodo, soprattutto in agosto, 2 circolari del segretario alla Sanità Generali, una molto pesante da una parte e l'altra un po' più soft, dove escludeva certi servizi che erano la salute mentale, gli anziani, da questo taglio al 5%. Abbiamo chiesto un incontro dopo una nostra conferenza stampa molto partecipata da parte delle televisioni, ma anche dall'opinione pubblica, dai giornalisti. Ci ha dato udienza e aspettiamo questa nuova DGR, perché da questa nuova DGR noi cerchiamo di togliere tutti questi servizi da questo taglio indiscriminato del 5%. Questo l'abbiamo chiesto all'inizio perché molti direttori generali, tramite gli economi delle varie ULSS, hanno già mandato alle cooperative che la fattura del prossimo mese deve essere decurtata del 5%, di uno sconto del 5%, indipendentemente dal lavoro che si fa, ma soprattutto anche da un rapporto, nel senso che dobbiamo anche valutare se un taglio del 5 può essere un taglio del 2, un taglio dell'1 per il momento, perché, come diceva il mio collega, stiamo parlando di persone che non usano chissà cosa di macchinari grossi o quant'altro, stiamo usando solo braccia, e il nostro taglio sarà solamente sulla forza del lavoro, sul personale. Tra l'altro, pensando che gli stipendi, non penso che si parli di stipendi stiamo parlando, molto alti. Sì, non stiamo parlando dei stipendi che abbiamo visto questi giorni sulle televisioni, okay? Stiamo parlando di 400-500 euro part-time al mese,
perché i nostri soggetti svantaggiati, i soggetti deboli non lavorano 8 ore, ma lavorano almeno da 4-5 ore, e ho anche uno stipendio di un operatore sociosanitario in casa di riposo oppure di un educatore in un centro riabilitativo in psichiatria, stiamo parlando di 1.850-900 euro, 1.100 euro. Questo è il stipendio che noi come cooperazione, pagando anche i contributi e mettendo in regola le persone, abbiamo. Non stiamo parlando di stipendi. E tra l'altro appunto le direzioni sanitarie in un certo senso vi dicono fate voi i conti, cioè tagliate voi eventualmente e gestitevi voi questa patata bollente, nel vero senso della parola? Sì, è così, nel senso io ho visto anche l'ultimo, mi è toccata sulla mia pelle come cooperativa sociale, mi hanno detto hai questo taglio, gestisci te il da farci, insomma, e dovrò lasciare casa una persona, questo è vero, cioè non è che questa persona magari dopo si farà ricoverare, andrà nel reparto di psichiatria e costerà sicuramente di più. Infatti volevo chiedere proprio che cosa succede poi a queste persone, ma anche io immagino l'utente finale, perché ci saranno dei disservizi, visto che comunque verranno tagliate le persone, verranno tagliati anche dei servizi a questo punto. Beh, senz'altro. Facciamo due distinzioni, una distinzione sulla categoria delle persone svantaggiate e una sull'utenza. È stato fatto uno studio di recente da un istituto di ricerca a livello nazionale che lavora a stretto contatto con l'Unione Europea, dove su un modello diciamo di 20 cooperative sociali che inseriscono persone svantaggiate è stato dimostrato che nel momento in cui una persona svantaggiata, secondo le categorie che le ho detto prima, e quindi tossicodipendenti, detenuti, salute mentale, disabili, che vengono inseriti in una cooperativa sociale, fatto diciamo così da una parte i costi nei confronti della collettività e quindi i costi che vengono sostenuti dal pubblico per favorire questo inserimento, ma dall'altro capito anche quanto si genera in termini di reddito e quindi di gettito fiscale e soprattutto anche di minori costi per l'assistenza sociale e sociosanitaria a favore di queste persone, perché appunto sono in una cooperativa, è stato calcolato che per lo Stato, in tutte le sue articolazioni, quindi Stato, Ministeri, Regione, Province, Comuni e ULS, c'è un risparmio netto di 8.000 euro all'anno, per un part-time di 4.500, 5.000 euro netti all'anno. Quindi c'è un risparmio, senza contare poi il beneficio sociale e relazionale che ha una persona che altrimenti sarebbe a rischio di emarginazione sociale, a rischio di povertà, ci sarebbero problemi di sicurezza sociale. In questo caso invece l'inserimento in una cooperativa fa maturare reddito, fa progredire l'economia e nello stesso tempo fa generare all'interno, diciamo così, all'interno della persona la capacità di rapportarsi in maniera diversa, anche di non sentirsi come un peso per la società, ma di sentirsi come una persona normale che vive, lavora e ha una famiglia. Il secondo tipo di utenza ci riguarda molto da vicino perché c'è il rischio che ovviamente tagliando personale, se io prima avevo appunto 5 educatori e oggi ne devo tagliare, che ne so, 1,5, ne ho 3,5 di educatori, è chiaro che non posso garantire il servizio e la qualità che avevo prima. Ovviamente. Tra l'altro in maniera paradossale perché è la stessa regione che ci dice che dobbiamo mantenere determinate regole, determinate standard. Quindi noi rischiamo che se vogliamo anche fare questi tagli così come ci vengono detti, andiamo al di sotto degli standard funzionali così come vengono richiesti dalla stessa regione. Ma al di là di tutto, noi abbiamo a cuore il servizio che stiamo svolgendo, che guardi svolgiamo da 20-30 anni, in silenzio, quotidiano, nei confronti dell'utenza. Ce l'abbiamo a cuore ed è per questo motivo che abbiamo deciso di ribellarci anche di fronte ad mi passi il termine pesante, diktat, che è arrivato ad alcune direzioni delle ULS dove ci hanno messo di fronte al o taglio del 5% o ci pensate voi oppure domani in maniera unilaterale facciamo noi. No, noi non gestiamo una cosa di questo genere. A parte che crediamo... Cosa significa facciamo noi? Nel senso affidano il servizio a qualche altro soggetto? Appunto. L'ha detto lei, non voglio dirle io perché siamo parti Io in lo causa. chiedevo, faccio la giornalista per cui mi viene da Giustamente, chiederlo. però di fronte al fatto che mi viene data una lettera di questo genere posso immaginare a tutti gli scenari non certo positivi che ci possono capitare. Una sorta di liberalizzazione dei servizi per quanto riguarda le strutture pubbliche, sociosanitarie, quindi poi c'è la guerra di tutti contro tutti, io adesso l'ho esagerata però... La guerra dei poveri.
perché di fronte ad uno scenario in cui si deve risparmiare è chiaro che se si va al risparmio si va a un abbattimento dei costi. Mi sto chiedendo dove veramente finisce la qualità del servizio. E attenzione, ripeto, il Veneto da quasi 20 anni ha un modello di integrazione sociosanitaria che viene invidiato dalle altre regioni. I miei colleghi regionali, quando parlo di integrazione sociosanitaria, rimangono allibiti, non sanno neanche di che cosa si sta parlando in certi momenti. Noi qui abbiamo un modello che finalmente è assunto, diciamo così, nel sistema sanitario nazionale, nel sistema sociale come uno dei migliori, e per una questione legata alla spending review stiamo cercando di abbatterlo. Guardi che noi non è che non vogliamo prenderci le nostre responsabilità, non è che noi abbiamo detto no, non vogliamo il taglio lineare al 5%, lo rifiutiamo e basta. No, nei vari incontri abbiamo detto siamo consapevoli che l'Italia e anche la Regione stanno attraversando un momento di gravi crisi, vogliamo anche noi fare la nostra parte. Invitateci, sediamoci attorno a un tavolo, vi suggeriamo noi Come dove fare? anche poter intervenire per operare dei risparmi, ma attenzione, vi diciamo anche dove invece non è necessario, non è opportuno fare dei risparmi, perché si rischiano due cose: abbattimento del costo del lavoro, e questo ci rifiutiamo categoricamente, e abbattimento della qualità del servizio. E anche qui, proprio per i confronti dell'utenza che noi seguiamo quotidianamente, non ci sentiamo assolutamente di andare in questa strada. Abbiamo poco tempo a disposizione, ma volevo chiedere quando è atteso l'incontro in Regione e quando dobbiamo attenderci delle risposte. Noi in Regione abbiamo già fatto l'incontro e stiamo aspettando questa Le delibera. risposte? La risposta può avvenire solo tramite una delibera. Ci Siete- piacerebbe... E siete speranzosi? Sì, siamo speranzosi perché siamo anche un po' responsabili se, su questa cosa, come dice il collega, se quella delibera non ci va bene, noi continueremo anche le nostre dimostranze, magari un po' più Colorite, colorite diciamo. che non una conferenza stampa, questo sì, insomma, faremo. Questo è importante. Allora vedremo che cosa succederà anche per quanto riguarda la cooperazione sociale, che abbiamo sentito quanto importante è per il funzionamento di tutta la macchina socio-sanitaria, soprattutto regionale qui in Veneto. Allora io vi ringrazio, vi faccio un grosso in bocca al lupo, vedremo di seguire anche le vostre vicende come molte altre vicende di lavoratori, ma non solo della nostra economia. Noi ci fermiamo qui con Chiacchiere e Caffè, che torna domani sempre alle 13 in diretta su Telechiara. Grazie dell'attenzione, arrivederci. We get it almost every night when that